Allora, qui al nostro hot corner a Bari, Michele Braga, finalmente non eri mai stato al nostro hot corner, Non ero mai stato al e vostro corner, è quindi vero. finalmente ci voleva. E sono contento che tu sia venuto per Scordato, il film di Rocco Papaleo, di cui scrivi la colonna sonora, e che io ho trovato echi di Birdman, di Antonio Sanchez anche, molto bella. Ma Si chiude anche con delle cose alla Santaolal, ma molto molto bello. Poi vabbè c'è l'inserto di Giorgio che canta la canzone, però quello è un altro discorso. Io partirei proprio da come sei entrato nel progetto con Rocco. Dunque, intanto grazie, sono felice di essere qui e grazie anche per questo paragone che mi fa particolarmente piacere. Sei un Antonio Sancheziano? Ma sì, comunque sono sempre dalla parte di chi cerca di sperimentare e di provare qualcosa di nuovo per raccontare un'emozione, perché poi alla fine la musica Esatto. cerca di raccontare delle emozioni che il musicista di solito vive guardando il film Sì. o leggendone la storia. E che tra l'altro, scusami che interrompo, Scordato non aveva bisogno di una colonna sonora, diciamo, normale, tra virgolette, o no? Infatti, io non conoscevo Rocco, ci ha presentato Carlo Pontesilli ed è stato, devo dire, un incontro molto felice, tant'è che adesso siamo anche, secondo me, grandi amici e spero continueremo a collaborare nel tempo perché ci siamo proprio veramente trovati. Io avevo letto il copione e mi era piaciuto molto. È chiaro che ogni storia tu poi la puoi raccontare in mille Certo, modi diversi e un assolutamente. regista userà il suo tocco per raccontarla a modo suo. Nel caso di Rocco, diciamo, io ho visto più volte una sorta di messa in fila premontata e Rocco era in tournée teatrale, mi pare, in quel periodo, mentre io... E non aveva appoggiato niente? Non aveva appoggiato Lui musica? personalmente no, Ah, e tra l'altro Rocco lascia anche grande iniziativa ovviamente, rispettando molto gli artisti, lui rispetta molto i suoi attori e tutte le persone che lavorano con lui e rispetta molto quello che un artista può provare a dare, quindi mi ha lasciato assolutamente libero. E che non è così scontato. Non è così scontato, dipende sempre dal progetto, ma quando lavori per il cinema proprio è secondo me molto importante mantenere viva una scintilla creativa che Sì, deve nascere dal sì. musicista, una proposta che deve nascere dal musicista, oppure se musicista e regista già lavorano insieme è più facile magari capire Cosa vuole lui cosa e cosa vuole, puoi esatto, dare e tu. ci si trova anche più facilmente. Nel nostro caso era la prima volta. Quindi inizialmente per capire il tono del film e per capire anche che non si trattava proprio di una commedia, diciamo, canonica, come chi ha visto il film, chi vedrà il film se ne renderà assolutamente conto. Sono voluto partire da una scena magari in particolare che secondo me raccontava abbastanza il mood di Rocco e del film, che è la scena in cui lui dice scopre che Matera diventa capitale della cultura. Sì, certo. E lì secondo me c'è un po' tutto Rocco, cioè c'è come dire, una sorta di sua idiosincrasia nel cercare di comunicare col prossimo, c'è anche grande divertimento. Sì. E tutta la cosa surreale anche che porta Rocco in scena. Totalmente, una scena assolutamente surreale e una sorta di jazz che fatica ad esplodere e che poi esplode in un ritmo che ho dato diciamo non canonico, che è un 7 ottavi e che poi in alcuni punti diventa 11 ottavi e quindi ho voluto dare anche una complessità in aggiunta e sono partito da lì, è stato il primo brano scritto che poi ho mandato a Rocco e Rocco era assolutamente entusiasta. E tra l'altro il jazz e tutta questa parte jazzata è proprio la matrice della prima parte del film anche, no? Perché tu entri in queste cose spezzettate. Esatto. Non c'è un vero e proprio tema se non proprio questa caratteristica. Esatto, questa caratteristica, perché poi dopo aver scritto il primo brano ho proposto, e visto che a Rocco era piaciuto, ho proposto a Rocco e ho detto senti, ma questo non è un film che io posso raccontare in una maniera diciamo abbastanza canonica. Con gli archi o Esattamente, ci sono dei sentimenti anche molto forti, però c'è tanta intimità. E c'è tanto anche racconto anche di se stesso da parte di Rocco, una sorta di autorealità, qualsiasi cosa voglia dire. È vero. E quindi gli ho detto, perché non proviamo a raccontarlo con un trio? E quindi prendiamo un trio di gente che suona come si deve, e io scrivo
e loro eseguiranno mettendoci anche del loro, quindi proprio per stare proprio nel mondo del jazz o del free jazz. Certo. E quindi quale cosa migliore, visto che la batteria per noi poteva essere un elemento fondamentale, la prima persona a cui ho pensato, a cui abbiamo pensato, è stato Roberto Gatto, che è Sua Maestà, Sua Maestà la batteria, che ha sposato assolutamente il progetto e si conoscevano con si Rocco? conoscevano già con Rocco. Io non lo conoscevo, Rocco non lo conosceva, ma non me l'ha proposto Rocco, l'ho proposto io e quando gliel'ho proposto era assolutamente entusiasta, per dirti quanto Rocco non entra dentro alle scelte inizialmente. Certo, poteva dirti guarda facciamo così e c'ho io Esattamente. E non tra l'altro poi Rocco viene anche ha fatto tanta musica, quindi non sarebbe stato neanche, non è il caso di un regista che non c'entra assolutamente con la musica. Assolutamente. Anzi, invece la presenza di Giorgia in qualche modo che ha influito oppure sulla mia... A parte che c'è lei che canta Stormy Weather e poi c'è il pezzo finale che è suo però non... Sì, esattamente, è un brano nato credo con Rocco, che però di questo potrà raccontare sicuramente più Giorgia, oltre a un grande piacere nel vedere che si cimenta anche molto bene come attrice sì. E al piacere ovviamente di sentirla cantare in scena, di sentirla cantare Stormy Weather, però ecco altro non so certo. dire della canzone, mentre invece del trio di Roberto Gatto ci tengo a dire che ha voluto partecipare con il suo Imperfect Trio, con altri due musicisti che tra l'altro già conoscevo, quindi Marcello Allulli e Pierpaolo Ranieri. Marcello Allulli al sax tenore, Pierpaolo Ranieri al contrabbasso, al basso elettrico. Anche lì abbiamo utilizzato il basso elettrico in maniera abbastanza sperimentale, utilizzando effettistica. Senti che è una cosa inusuale anche per le colonne sonore in Italia, no? Che spesso comunque esatto. c'è sempre, sono abbastanza canoniche, ma tu invece Michele quanto sei cambiato invece in questi anni? Ti abbiamo visto in questo percorso da Mainetti a fare tante altre cose, adesso stai evolvendo tanto anche, no? Non lo so se sto evolvendo, vabbè, sicuramente stai evolvendo. Sicuramente dunque rimane, dicono sempre quando cerco di raccontare quello che faccio, mi dicono che sono molto eclettico. Che può essere anche un insulto. Che può non essere una cosa positiva, ma io la prendo dalla parte positiva perché comunque rappresenta molto quello che è il mio approccio alla musica. L'ho sempre divisa, ma da quando ero piccolo, questo in maniera molto istintiva naturalmente, in musica che amavo immediatamente e musica che detestavo immediatamente. Come dice Frank Zappa, no? Non esistono i generi, esiste roba brutta e roba buona. Esattamente, non voglio essere paragonato a tanto, ma insomma... Però il concetto è quello, cioè... E secondo me è sacrosanto. Poi se faccio un po' di analisi superficiale, autoanalisi del perché, in effetti se ci penso io sono il quarto figlio maschio, ho avuto 3 fratelli più grandi, il primo era un mod che suonava la chitarra, quindi Paul Weller, quadrofini, U a manetta. Il secondo mi ha fatto conoscere, io ero piccolino, mi faceva conoscere la musica attraverso DJ Television, quando nacque DJ Television, quindi la parte più pop commerciale inglese. Il terzo, appassionato di cantautori italiani, mi ha fatto conoscere Bennato, De André, De Gregori, eccetera. E io perché sei un frullatore, tu hai beccato tutto. Io a tutta questa musica mi sono realmente appassionato, perché comunque ogni musica ti emoziona a modo suo. E ogni volta che inizio un film, veramente lo dico questo, non cerco di portare me stesso dentro il film, cerco comunque di trovare o la voce del film o del regista in qualche modo, di mettermi anche a servizio del film. Poi per forza di cose, scrivendo io la musica, uscirà qualcosa che mi assomiglia, ma non è detto che io debba portare il mio genere musicale preferito. Devi metterti al servizio, esatto. come hanno fatto sempre. E in questo caso, se ci pensi, io adesso non posso pensare a una colonna diversa. No, per questo film, anche perché avrebbe cambiato anche tono al film. Totalmente, ti immagini, non so. No, ma anche semplicemente una cosa musica alla Notting Hill. Sì, sfasava proprio tutto. Sì. Senti Michele, ma chi è il tuo dio in fatto di colonne sonore? Guarda, ti dirò una cosa che apparentemente è scontata, ovviamente, che è Ennio Morricone. Tra l'altro l'anno scorso abbiamo potuto ammirare e goderne ancora nel documentario Ritornatore, bellissimo. Ritornatore Ennio, bellissimo, che racconta molto bene anche il mestiere, no? del
del A proposito compositore. di eclettici, perché pure Morricone, insomma, Ne faceva tanti, ma faceva anche... E poi faceva dalla partitura più jazz alla cosa alla Luigi Nono, no? Esattamente. Parlavo recentemente con le figlie anche di Umiliani. Grande Piero Umiliani, quello ricordato meno purtroppo. Poi, che no? sì, un po' meno ricordato. E mi raccontavano che a un certo punto, e tra l'altro è in occasione di un documentario bellissimo anche su di lui, di cui adesso non ricordo il titolo, ma andatelo a cercare, un documentario, non so se si trova. L'ho visto anch'io, me lo vado a cercare Bellissimo, anch'io. bellissimo. E mi raccontavano che lui a un certo punto decise di fare musica, quelle che adesso si chiamano library, che al tempo però faceva gente come lui o tanti altri, e quindi non lavorare direttamente sul film, ma scrivere. E poi ognuno prendeva, pescava con le E loro producevano questa musica che poi veniva poi utilizzata all'interno di vari audiovisivi, anche molto della RAI, eccetera, negli archivi RAI. E mi raccontavano che lui si sentiva assolutamente libero in quei momenti, anche di fare jazz sperimentale. Vedi, paradossalmente era più libero facendo una cosa. Esattamente. E lui proprio disse alla famiglia, magari adesso guadagnerò di meno, le cose magari economicamente andranno un pochettino meno bene, ma mi sento finalmente libero e di poter fare quello che mi pare. E quindi produsse tantissimo materiale per queste library e capisco anche il perché lui dicesse questo. Nel mio piccolissimo io cerco di sentirmi libero potendo spaziare attraverso tanti generi, quelli che maneggio meglio, ma anche quelli che in cui magari amo molto e magari non ho mai avuto la possibilità di confrontarmi, cercando magari di approfondirli, di studiarli meglio e di capire come io posso dire qualcosa anche attraverso quel genere. Quindi, per tornare alla tua domanda, amo i compositori per film sicuramente, ma poi alla fine mi rifaccio sempre a, non lo so, se penso al grandissimo John Williams, che amo assolutamente, però allora mi ascolto Korgold, allora vado all'origine magari. Ah, ok, capito? E allora cerco, non lo so, Tchaikovsky, e allora preferisco sempre provare ad andare all'origine. E poi rimescolare. Esatto. Senti Michele, per chiudere adesso cosa c'è nei cassetti? Stai lavorando a qualcosa che puoi dirci? Dunque, o hai già chiuso qualcosa? Allora uscirà un film che si chiama Denti da squalo, un'opera prima, prodotto che c'è lo zampino sempre di Gabriele prodotto Mainetti. Da Gabriele con Lucky Red. La colonna sonora è tua? La colonna sonora è mia, scritta anche con Gabriele, è stato bello poter tornare a lavorare insieme, è un film non suo. Siete stati liberi? Sì. Abbastanza. Beh, diciamo lì su una storia poi di altri devi comunque... E lì è stato anche per Gabriele, comunque insomma è stato importante anche secondo me confrontarsi, perché comunque un regista giovane, un'opera prima, Davide Gentile, ma che aveva abbastanza l'idea molto chiara, giudicata al primo trailer. Assolutamente. E quindi anche quella è stata, credo uscirà, non so se a giugno. Sì, è uscito l'altro giorno il trailer. Comunque sì, tra l'altro molto bello. E poi ci sono diversi progetti che usciranno, non so cosa si può dire, quindi non diciamo niente. Quindi fammi pensare se c'è qualcos'altro che posso dire, ma non lo so, non voglio fare casino. Vabbè, per il momento aspettiamo Scordato, e da Bari poi uscirà il 13 aprile al cinema, quindi alla prossima. Michele Braga. Grazie mille. Michele, grazie. Ciao.